tutti ragazzi, bentornati allo Scrigno del Calcio, bentornati sul canale, benvenuti a questo nuovo video. Voi vi chiederete, o forse non ve lo chiederete, ma ve lo racconto io, perché sono vestito così? Perché parliamo del Borussia Dortmund, penserete voi. No. Mi sono vestito di giallo e nero perché oggi parliamo di api. Parliamo di quello che è successo il 9 maggio del 1993 allo stadio Marassi di Genova Luigi Ferraris durante Sampdoria Pescara. Sampdoria Pescara, 30ª giornata del campionato 92-93, è una partita più o meno da sbadigli. La Sampdoria sta cercando di raggiungere la qualificazione alla Coppa UEFA. Il Pescara è ormai bello che è andato, retrocesso, ha già sostituito Galeone con Zucchini, ma non cambia granché, è ormai pronto a tornare in Serie B. Segna Roberto Mancini al 9° minuto, pareggia Massimiliano Allegri per il Pescara. Pensate che marcatori ci sono stati in quella partita. Al 38esimo, insomma quasi alla fine del primo tempo, i tifosi si stanno quasi per addormentare, fa molto caldo durante l'intervallo di questo Sampdoria Pescara, se non che all'intervallo la porta, l'incrocio dei pali della porta davanti alla gradinata sud dello stadio Luigi Ferraris viene assalita da uno sciame di api incredibile, oltre 10.000 api, oltre 15.000 api. Formano quel classico nido. Adesso vi faccio vedere anche l'immagine. Ovviamente la partita sta per riprendere, qualche tifoso se ne accorge, non ci sono ancora le televisioni che mandano in onda tutte le partite in diretta. Adesso non mi ricordo se dissero qualcosa alla radio. Comunque il secondo tempo della partita viene un po' ritardato, arriva Gianluca Pagliuca, il portiere della Sampdoria, che si mette in porta e non si rende conto effettivamente del numero elevatissimo di insetti, di api che ci sono, tant'è che prova a rimuovere il nido avendo i guanti con le mani. Questo fa imbizzarrire ancora di più le api, che iniziano a volteggiare rapidamente intorno alla porta. Pagliuca capisce che è meglio che si tolga di mezzo. L'arbitro bolognino non fa riprendere la partita, vengono chiamati i vigili del fuoco, anche qualche tifoso si avvicina dalle gradinate, ma ovviamente è difficile, intanto perché sono insetti, quindi sono animali piccolissimi che non rispondono a particolari richiami, come può essere magari un cane o un gatto, ma soprattutto sono oltre 15.000 esemplari, sono tantissimi, sono delle immagini incredibili, anche se non ce ne sono tantissime sul web. Io me lo ricordo molto bene che ovviamente fu una cosa, anzi adesso ve la faccio vedere. Questo intanto è il tabellino proprio di Sampdoria Pescara, 1-1, ci sono i gol e qui si lavora per allontanare lo sciame di api. Qui lo vedete, qui ci sono le 3 immagini di quell'incredibile invasione allo stadio di Genova. Guardate, soprattutto qui si capisce quante fossero le api. Mettete pausa al video quando l'immagine è più nitida, più chiara possibile. Insomma, vengono chiamati i vigili del fuoco, che però si rendono conto ben presto che è molto più complicato di quanto non sembri, perché ci vuole esperienza, ci vuole qualcuno che lo faccia davvero di mestiere, o che comunque abbia esperienza. E ci pensa Stefano Repetto, che è un poliziotto con l'hobby dell'apicoltura, quindi sa benissimo come fare, si avvicina in maniera intanto con la giusta attrezzatura, soprattutto con il miele. Sembra un po' il pifferaio di Hamelin che riesce in qualche modo, anche grazie all'aiuto del miele, a farsi seguire in maniera il più compatta possibile dalle api. Alla fine finalmente vengono espulse dal campo le api.
si farà tanta ironia a fine partita, si dirà che c'erano più api che spettatori, che è stato più divertente vedere le api che assistere ad una partita fondamentalmente noiosa. La partita riprende dopo un'ora di sospensione, non succederà nulla, a conferma che forse aveva ragione chi pensava che fossero state più divertenti le api dei calciatori. Sampdoria Pescara finisce 1-1, una partita sostanzialmente inutile e ininfluente ai fini della classifica, quantomeno delle posizioni importanti, ma che noi ci ricordiamo dopo oltre 30 anni per questa invasione non di campo, o meglio non di esseri umani, di campo sì, ma non di esseri umani, bensì di api. Sappiamo anche quanto le api siano importanti nell'ecosistema, probabilmente il mondo non andrebbe avanti se non ci fossero le api, e le api hanno pensato lì di stanziarsi in quella parte di porta della gradinata sud di Marassi per un'oretta circa durante Sampdoria Pescara del maggio del 1993 e io mi sono vestito di giallo-nero da buona ape che si rispetti. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, tanto è gratis.